3 distinte assemblee delle cooperative associate svoltesi nei giorni scorsi, in successione a Gorizia, Trieste e Udine, si è avviato il percorso che porterà alla fusione tra le unioni territoriali di Udine, Trieste e Gorizia delle Confcooperative, seguendo una strada già tracciata, peraltro, da diverse altre associazioni di categorie e organizzazioni sindacali anche nel mondo Confcooperative. Le 3 unioni insieme associano 403 cooperative con 11.400 addetti, 80.482 soci cooperatori e 494 milioni di euro i ricavi complessivi. Il percorso di integrazione ha ricevuto l'ok dalle cooperative associate e verrà portato a termine in tempi brevi. A febbraio è prevista la nascita della nuova unione interprovinciale, nella terminologia associativa di Confcooperative. Resteranno però le 3 sedi territoriali per garantire una presenza di prossimità al servizio delle imprese cooperative.